Saluti a tutti e benvenuti a una puntata nuova de Saianna de su Tempus, un viaggio a intrus dei sprendas dell'archeologia sarda. La Sardegna è a Roma. In su passato noi sempre stati facili questa arrelata a intrusu dei sardusu e dell'impero di Roma. Comunque, oggi, in tutta l'isola, teneus meda rastusu de cittadisi che hanno allogato edifici come termas, anfiteatros, teatros e i cinendi. Quando i romanos funt arribati in Sardegna, posta prima volta, su questionendi su XIII secolo annantis de Cristo, hanno agattato una civiltà comunque forte, ricca, e hanno bio conosciuto sicuramente già i medanuragisi che funt ancora vivius dei sardus o altra maneras. Siamo andati in su sartu de Durgali, in sa costera, in cui si doiesti su un ragimannu, che già è di uno scanto di anni a oi, stati sgavau des archeologus, e ho intervistato Cinzia Masuri. Cinzia sa contau canto a repertus vunti benius a pilu, a goa de su scavu, e tradotto doiesti accanto de su nuragi, uno dei nuragisi che teneri uno dei panoramas più belli di tutta la Sardegna, che s'accarara a su mari che stetti in su passato sempre un ponte a intrus de sa Sardegna e tutti i altri luoghi del su Mediterraneo. Ma dei cui sicuramente partiant mercisi che diveniant del centroterra della zona de Dorgali. Dunque, sì che sì, bieus cali esti questo nurage e canto è bello. Cinzia Masuri, guia della cooperativa Ghivine, cooperativa che tiene in gestione su Nuragi Mannu, ma pure sul Museo Archeologico de Dorgali. Dunque, Cinzia, contasi, itta doiesti in questo luogo? Tanto, noi abbiamo un nurage di tipologia semplice, che è un monotorre, è ubicato sul centro del Golfo di Orosei. Controlla da tutta questa costa, dal Capo di Montesanto in a Punta Nera in Baronia, e di relazionato probabilmente chi nattero un nurage di questa tipologia, che sono in gonone. Uno vedi come è distrutto e montato, un pago processuso, e ha un bello idazzo. Ci n'era un racheggio e non l'hanno mai scavato però gli archeologi. E un altro bendato in Calagonone. In Gonone ci n'era un rachearvo, per questo non è in treu, però ha un idazzo bello e di freda bianca, per questo ci n'era un rachearvo. Questo è di freda nietta, è basalto, non è un nuraghe complesso, però io ho una posizione meda strategica.
in questa costa bendaia da battoro. Uno si può vedere in spiaggia di Osala dei Durgali, tra i Durgali e Orosei, però non l'hanno mai scavato, però è come questo minoreggio che probabilmente è di doppio alto, no? Quando è stata nuragica. E poi bendaia ad un attimo in Calaconone che come canir montato per recuperare la preda, evidentemente. E attero so uno va a cruzare da intro, sì, che sto scontrollando sicuramente tutto servia, non solo la costa, ma per questa codula, che è codula fuili, no? Su Canyon. È una via naturale, può entrare da intro a questo luogo. Comunque, se de personaggi che su sartu de Gonone non stetiu biviu scetti in sedadi in Uragesa, a primo puro teneusu testimongius de su passaggio de somini in sedadi preistorica. Mi beni in conca un esempio, manca il gusto de sa grutta de su boi de mari, a undi due punti dottu is scritturas, is incisioni fattas in sedadi e sarramini. Doiesti a truvuru naraso de sedadi prima, a primo de nuragisi? Tanto in questa codula tinaro che bade una chimbantina di gruttasa. Ruttasa che sono o verticali o orizzontali, però hanno da intro parecchia ceramica nuragica e peri e neolitica. Si può dire che su luoghi in meda frequentato, antropizzato, sa ruttasa del suo mare non erano di vivace culturalmente su luogo, no? E poi va per un dolmen fino a Montelongo, che è sul monte de Onone, no? In questa vista meravigliosa. Però sa rutta non era che su luogo frequentato per il neolitico probabilmente. In modo torrauso a su nuragi, poi tagusto è un esempio de nuragi sgavau, anti sgavais archeologus, conoscante annus, ma esistette uru biviu in sedadi a Romana. Nunca sette succediu, sa romanizzatura de sa Sardigna e usubiu comenza accanto a su III secolo annantisi de Cristo. Poi, secondo lui, in età romana, i sardus, poi vianta sartus, a romanisaus, anti decidiu de torrai a un perai non tanti su nuragi, mancai sicuramente s'edificio danti un perau, si narra come in magazzino, ma tutto su che chiesti in giro de su nuragi, poi testetti un perau. In età romana, anti decidiu de bivi noi, poca li motivo. Bella domanda. Tanto questa costa io mi penso che potrebbe essere una delle prime a essere romanizzata, no? Che è cara a Roma. È la prima che c'è romano che viene da questa rotta del suo continente. E poi in oche hanno rimontato la capanna nuragica, che hanno rimontato tutta la preda e hanno costruito questa maniera romana di forma rettangolare, no? Che le case a striscia si narrano, imparando la propria preda. Tanto questo luogo io penso che è meda strategico, può chiudere tutto questa costa e meda in largo, e poi è protetto naturalmente da questa codula manna che è meda alta, no? E tu hai da inoche, io sono un privilegio strategico, no? De posizione, sia militarmente che di forma commerciale. Tutta la ceramica e la sanfora che hanno fatto, no? Che sono di produzione nordafricana, si pensa da che sono romano, hanno un impero enorme. La Sardegna in generale è di una isola di passaggio, no? Può andare da una banda stata a questo impero, e questa costa l'imperana può andare a Africa o mezzo su andare e tornare da Africa, e in oche hanno un porto di passaggio, no? Che probabilmente
imparano può merciare, stoccare tutta questa mercanzia che arriva da Africa. Questo è un luogo ricco di visca, in Sumari, è un luogo in certa parti po' Savastorizia, ma a Puligio questa cosa che magari narauso ci colpiu, poi esistono sempre dei sardus chi vascinti scetti brevesi o boisi. In oggi invece savari chi in età di romana s'allevamento fiera gusto dei sprocusu, che avianta pregiasu mera, e de noci mancai du subendenta ai naisi che veniant a andare a su continente, in Roma o in altri luoghi. Secondo tu è vero? Beh, potete essere vero sì, che intanto che da pensare che so bosco innanti si finimeda per un anno. Abbiamo árvores che come non conosciamo. Daiano a Pascara tutto questo sporco. Ben da gallo, in Ghivina, in questo bosco, però sicuramente c'è quantità di nostra propria. Quindi io penso che per l'industria e sapere, l'industria della sapetta, conservare è importante, no? Non solo questa cerveza, che come conosciamo solo questa cerveza, che siamo abituati a vivere meda pastores de cervezas e de crafas, però innanzi si sporco finime dai prusu, che vai pro bosco, pro árvores, come Torraso a Sumari e a Savisca, poi Puscipia Puligio in oggi in uno dei domus che gli archeologi anti sgavao accanto a Sunuragi hanno agattato uno scanto de amus de Visca. È vero, secondo lui, ita dove viera in questo domu? Tanto, vado una vasca, scava in sapreda, che come vola mostro, in cui hanno agattato questo samor di bronzo, bello, romano, e si narra che sicuramente sono può pescare, però non schimmo bene, in questa vasca vai a pesche, conservavo e tanto lo pescano dai cui direttamente e lo mantenevano a conservare in cui o in cui hanno magari una salsa di pesce che era garum che è meda connota in sede del romana e meda impera non li schimmo bene però sicuramente che in questo bello mare meda abbondante fische di un'attività normale, non come si pensa che sono nuragico o in Sardegna si fisca pago. Certo è che questa costa è meda difficile, vade meda fredda, è pericolosa, sul mare quando si nechida magari non ti ha che tornare a riva in maniera semplice, però la pesca è qualcosa che io penso fosse normale, che si da essa antichità, no? Da essa preistoria è normale. E su un'urache arvo, e su idea un'urache arvo hanno cattato per canzichedor de pesche, baiame da sirvone, muflone, porco, e per i crafasa e ervefese, però vai a per i pesche, pesche lu papana patella, mollusco e pesche. Una dieta varia. Dunque, Cinzia, noi ti torrauso grazie a posa ospitalità, posa spriccatura che si fatto in questo luogo magico, convidauso tutti gli spettatori a benni a sagattai me noi, di donare uno scetti poeta Zeosardo, ma poeta questo luogo è un luogo che di là sarà un ricordo bello meda. Grazie a Cinzia, a si torna a una bidigedda vitica come ti allai, che teneri pago bividorisi, esti comunque una dei prusarricas de testimonios de s'antichità di tutta questa zona. In Gunisi teneus su museo archeologico piticheddu, ma comunque arricco de testimonios importanti che andano da sa storia finzas a su Mesuevo.
In Gunisi però, in sa bida de Allai, doiesti puru uno dei spontisi de dadi a Romana mellus allogausu de dottus Sisula. Questo ponte è stato importante non scetti in età romana, ma pure in età mesoevali, quando due punti giudicausu. In Gunisi sicuramente passara a saggenti, chi venendi del suo campidano a di entrare in sa parte prusa intrusu, come in sa bravacia. Su ponti è stato restaurato pure in età giudicali e a testimonio di questo traballo doiesti una verda in sa parte bascia dei Sarcuso che si narra lavoro sa data e su giugi chi ha il decidio sul restauro di quest'opera. Nosu se andato a Dubiri e ancora oggi questo ponte è sicuramente un testimonio prezioso. Poi si contai sa storia de scollegamentos a intru de sa Sardigna de sa costa con sa Sardigna chiesti prusu a intrusu. Alla e dunque è sempre stato un vettore importante. La storia della Sardigna romana è una storia fatta di guerras, di conquistas, ma pure di architettura. I spontisi in tutto il mondo funti sempre serviusi per collegare due parti. I spontisi dus agattaus in Isarrius, che in sedate antica, ma pure moderna, funti treminis de territorios, de popolazioni. Siamo arribaus in su ponte romano de Allai. Est un ponte non dei sprumannus de sa Sardigna, li conosceus sicuramente i prumannus, come cussu de Gimumannu, cussu de Turris Libisonis. Però questo ponte est allogau de maniera bella e in prusu teneus una particolarità, una parte est de data romana, un'altra parte invece est de dati mesoevali. Dunque questo ponte è stato fragau con sa perda locali, sa Tracchite, anti un perà puro cociopesto e sobiri fra pago puro una epigrafe che si contara de sa costruzione de sa parte mesoevale e teneus puro una data. Su mesuevo in Sardegna non scetti casteddus, cresias, monasterius, ma pure pontis. Seus benius a s'altra parte de su ponte a Romanu de Allai. Questa parte però non è stata fraigata in età romana, ma è stata aggiunta in età mesoevali. E dunque commenti feus a sciri che questa parte est prunnoa. Poiché sa tecnica architetturale est differente e in prusu teneus una incisione, una data che si contara del su 1053, seus in epoca giudicali, a onde su giugi vai due breccas in prusu de gustu ponti, in mos accostaus da bieus. Sa scritta che antifattu in sa parte bascia del su ponte pari allogada e arnesceus a liggi due litteras A, D, che forse si estivo anno domini, s'anno de su Sennori, e sa data, 1053. Prusennantisi, vius un'altra figura, pari già i cancellara, forse una dannazione memoria, forse due viada su stemma de su giudicau de Arbareno, dusceus. Sicuramente in qualche momento anti decidiu de cancellare questa parte. Is repertus chi anti agattau in su Nuragimannu funti oi allogaus in vetrinas del su Museo Archeologico de Durgali, un museo comunale, nasce già in annus 90,
chi tenniri non scetti is repertus de su Nuragimannu, ma contara tutta sa storia de su sartu de Durgali a partire del Neolitico finzas a su Mesuevo. Un museo de antichidades, ma spricau de manera moderna. Joanna Ruiu, guia del Museo Archeologico de Dorgali, est un museo a ricumeda de repertus chi andant de sedadi preistorica, passando pogus nuragesa, finzas a sedadi mesuevali. Ma est un museo particolare, secondo me, poita teniri a repertus de edadi a romana, ma vuti a repertus particularis. Di tenesi unu chi esti calicuna cosa de importanti po su rispettara sa parte dessa romanizzazione dessa Sardegna. Cali esti questo reperto e tasi vorisi innai a pizzus de gustu. Tanto zio penso che uno dei suoi repertos più belli che abbiamo in questo museo è il diploma militare che è stato da Tunila. Tunila è un soldato della zona del Cedrino, del Brumene Cedrino, è Tunila Caresius, della zona del Cales, che appunto è stato donato questo diploma in 96 d.C. dall'imperatore Nerva di Roma, quindi le si stato dato dopo Intichin Bannos che ha servito sull'esercito di Roma. Dopo Intichin Bannos, appunto, che in questo diploma le si stato dato sul diritto a questa cittadinanza romana, quindi si poteva ammutire un vero e proprio cittadino romano, e poi le si per stato dato sul diritto a si sposare legalmente, sul diritto a su connubium, quindi chi su connubium le si stato dato la possibilità di riconoscere come cittadino romano per il musere e tutto il figlio e tutto il stirpe. Dunque, sa cosa che mari interessato de Brusu è agattai questo nomini. Tunila, chi non è un nomini a romano, cartaginesu o de altro locus, è un nomini sardu, che indienniri sicuramente de sedadi nuragesa. In Sandusu, por esu, torrai a pensare a una Sardegna che è vero su estetia arromanizzata, ma vunti stetti sardusu, abivi in noi, dei primi secoli sonanti de Cristo, vinzas a su de 4, su de 5 secoli agoa de Cristo. Dunque, sa chi ninara raghi, sardus vunti sparaessius, chi sa romanus hanno anticonquistato sa Sardegna, scetti mancai in sa parte prus interna de sa Sardegna non funti arribausu, poi depois torrai a ligi sa storia de manera differenti. E questo museo di esti un esempio, poita questa zona mancai attento sa presenza della cultura romana e prena comunque de simbolus, de arrastus e de ainas che si questionano de un incontro a intrus de elemento sardu e cussu a romano. In plus depeso considerare un'altra cosa, che tutto summari dessa costera e de Dorgali è prenu de naisi che funti affundadas in età romana e is archeologus subacqueus hanno agattau arrastus de broinas, anforas e cinendi. Questo museo ittadenniri ch'indienniri de summari. Tanto de summare i deconde amu su taula, amu su carchi taula chi ana barca romana son taula che io cane carchi canzu de bronzo inta e poi ovviamente tutto sa cianfora. Noi principalmente in da intro di questo museo abbiamo su sa cianfora africana, quindi probabilmente sul tipo di commercio che hanno cominciato in questa zona è principalmente chi è arrivata dai Cussala e mare. Però abbiamo su peri carcata anfora, ovviamente dessa banda di Roma, dessa costa tirrenica, che ovviamente arriva in tarda Cussala, abbiamo su altra anfora cinta dessa costa iberica, dessa banda di Spagna, dessa Francia, però principalmente la anfora che sono stata in numero maggiore, più un numero siamo appunto la anfora africana. Su sartu de Durgali è sta ricumeda de Gruttas. Gruttas che funti stetti a Bivias de sa preistoria, sicuramente già di su Paleolitico, passando con sedadi in Oragesa, finzas
naraus in di deoi. E de sedade romana, anti agattau alincuna cosa a intro de gusta gruttas? Ammus una ruta in particolare, sa ruta ne beste poi su iddazo de Tiscali, su Monte Tiscali, che appunto in questo iddazo si sta hatta un'anfora dresseluno che si pensava che podia da atture inu ONU da questa banda della Campania, da questa banda del Sud d'Italia, e quindi si pensava che quindi influenza romana in Econde, quindi la presenza del socio romano in Econde bescia di sta. Non sia de sicurezza sì, il romano sono arrivati effettivamente le persone a Econde, quindi a colonizzare, a conquistare, oppure ci sono arrivati tramite un scambio di informazioni che va più tra varie civiltà. Ad esempio potete essere che mancare il romano a Barrana in un'altra banda de Siciola, o per i frutti scosta, come potete essere per questa zona del Nuraghe e poi si scambia questa informazione su questa popolazione si spostava in tascia Tiscali e in tascia sul tipo di costruzione che veste in Tiscali è prettamente romano. In Dideoi teneus una società che assimila meda gussa a romana de 2000 anni oi. Sa cosa che m'ha spantato de Brusu è bere noi un disco de Brunzu che si questiona de oi de una guardia de sufogu. I testi di questo reperto. Il disco in bronzo che abbiamo in questo museo ad un'iscrizione a un vigile romano Ignatuleius Anastasius, in Arada. E si sta in questa zona dei Irveri, quindi in terreno sempre tra Gonone e questa zona dei Durgali, e si strada che collega da praticamente Gonone e Littu. In questa zona si sta fatto questo disco in bronzo, si pensa che sia da una caserma del vigile del suoco, però non si ha la sicurezza che sia effettivamente un vigile del suoco o che si semplicemente questo uomine debba da controllare tutta questa cosa che si spostava da questa costa poi verso torre centro-terra oppure che si spostava in vari sport romano, come potevano essere Olbia e Cagliari. Quindi si pensa che probabilmente in una sorta di dogana in Ueiso, che ha da fare poi sordazio, possa merce se continuare a si spostare in Siciola e poi tornare o a Simperu o a girare sul Mediterraneo. Tutto questo si va a diarere su immaginare una società di sarda del 2000 anni oi che assimila da meda a San Nostra. Sempre questionando de dati romana e de simbillesa con nosu, un altro reperto che noi immaginau non è esponnido ma è in fase di restauro, è proprio una stadera di dati romana. Quando voi mi viticheddu, ma ricordo il buttegaius o a iaia mia tenia ancora questa bilancia. A onde è stata agattata dai gali etadi potidesi, sempre età romana, ma scesi alcuna cosa di Brusu. Tasciacomo ti sconnarre che si stadera che si sta fatta in zona di Dudurri, scischi di che è dell'età romana. Non ti sconnarre esattamente di che periodo sia, però è uno dei repertos più importanti che di solito sono turisti che vienen a visitare questo museo a Barrana più impressionato, che si pensano zai di tutto questo anno orfacede in epoca goshi più antica, hanno già inventato una bilancia, una billassa che poteva essere perfetta e che poteva essere appunto già creata in epoca romana. Dunque, serrausu questa intervista, convidausu spettatori a bene a visitare questo museo e è uno dei più completi di tutta la Sardegna e ti do grazie per l'ospitalità e pure per su chi contau. Grazie. Casteddu, che è la capitale della Sardegna, già in età romana fu la città di più importanti di tutta l'isola. Per questo motivo, oggi per esibire mera monumentus di questo tempo, pensavo all'anfiteatro romano, o a Tuvigeddu, o altri edifici che agattano ogni tanto vendi traballus entro questa città. Meras però non scinti che addoiesti una città di terra. Una di queste sicuramente è su Giassu de Santiulalia, seus entro su de Subiginau de Samarina,
proprio a Sutta de Sagresia de Santa Eulalia, già negli anni 80 gli archeologi hanno scrovetto e bogapillu tutta una parte della città di romana, Sagarales, come ti denarante in questo tempo. Due punti a Rogus de Arrugas, due punti Purugolunnas e altri edifici che si contano la vita della città a partire dal primo secolo antes de Cristo fino già a su Mesuevo. Mera volta nosu bieusu questo situs de persone, però non comprendeusu bene a come ti vunta in su passau. Poi gusto, in moi esaviri un video che s'aggiurerà a immaginare gli edifici commenti vunta 2000 anni e dunque a primo chi arribesseri nel suo abbandono e sul sderruttamento delle strutture. Sagresia de Santa Eulalia è serente su Porto de Casteddu, in s'appendizzo de Marina, uno de sos plus antigos e ammaiadore de sa zittade. Sagresia l'aian fatta sos catalano-aragonesos in sa prima metade de su Trechentos, che l'aian acconzada e ismanniada per i sos seculos, e oe mustra formas tipicas de sottighentos e su campanile suo si pesat in tre sadomos. Sagresia de Santa Eulalia, con sa sappigiatura suas, est un archivium meru e sincheru chi gistis storia de un ghiro de Casteddu de sos ultimo 25 seculos. In divartas, quando vian traballente po adattare sa sagrestia, in su 1990 aiant agattato un puzzu de sus eschentos. Iscruccullende in fundu de su puzzu, han buscato un dretto su ta sagresia chi stia reperto sei struttura de un appendizzo de Casteddu antica galu disconnuttu. Aiant amaniato dunque su un museo a Pala de Sagresia po amparare sos iscusorgios istoricos e artisticos agattados dende li vina sa funzione de ghenna de entrada a tutto su giasso archeologico. Summamente prus antico marcato su giasso è sedade tardu punica, che indavarano sorrestos in una cava de pedra molina, a sapertu impittata a pustis finas in sedade romana. Si vode ingalubiere una scantas pedras segadas e prontas anche l'abogare po fregare sa fundamenta de su santuario, fregato in cui serente. Tutto su drittu, in cussos tempos antigos, fiat fora de sa zittade punica, belle che beru po sagrare un luogo de allacana. De sul luogo de cultu est parrato pezzi in un podio con un puzzu minoreddo e profondo, su tesaurus, ingheriato da un accorru sagrado con temenos. In intro han tagattato un reperto de metallu, de ceramica e 307 soddo de bronzo, de sedade tardu punica fino a su periodo romano imperiale. Accanto a su trettu de sa cava vado un stradone impedrato largo 4 metros, che via distava un'opera pubblica di primore, ma chi lei è una strinta che ha fregato domo medas in cussu ghirru. Tre spuzzo minoreddos, impittados belle che beru po so sacconzo de sa bassa, si bien bene in pizzo de sa ruga. Oru a si stradone impedrato, sin che riconosche da claro sull'iminarzo de pedra de una domo privata. In su muro de costados, che di antare depido poderare sa ghenna, sin che biente so si stampo de su cancarile. In sa domo,
bisogna fino al resto di un puzzu, uno comodo e due a furia di scala che seguono la presenza di un altro piano pizzu. Belle che beru, una delle parti più spantose di sfossu è un porciu con un colonnato lungo più di 24 metri e largo 8. È di sicuro un vraico manno pubblico cara su mare, che via del Rugradis con si stradone impedrato. Fatto con rebussu colorato e con sa coperta a ghettadorgio con teulas, su vraico de piadessa di una scenografia garbosa o so viaggiatore che non pianti in cittade. A innanti del suo colonnato, in su pavimento con la strighetta del marmoro, bassa ucca de una chisterra a forma di ampulla che vrunia sabba a soschivienti in cusso schirros. Allo testimoniare, su un parizzo sarrogo de brocca, agattatosi in su fondo, che vian dei stergios che servia tappo ompre le sabba. Sa risorsa idrica, che prenia sa chisterra, arribaiata da una canaletta posta a palas de su porciu che goliate in Corea sabba proina. Su canale vaghi a parte di un progetto per un anno però. A pala sua s'abbivia da una canaletta processita de sabba cara uno scanto stretto con mattas e erba. Quando sos archeologos aiant agattato sa chisterra, sa ucca su e tutto pari attudata da un tappo de pedra, posto apposta belle che vero ponde guare itte bivie di nintro. Un iscusorgio de sodos antigos che vorzisi in un momento de pericolo galincuno che los aia distugiatos. Su colonnato ha connotto mutatura a mannas, cagionata da sas contessitas istoricas, e duncas, fino ad esso bisogno differente de sa cittade. Est in questo momento che su ghetto de vala de su portico e de su muro de Rugradis si intervienta ruttos, forsis fatto apposta, pondelleare su materiale povraicos, che belle che beru, su colonnato non tenia prusa funzione de cominzu. Si sciusciata de su muru, l'han lassata gasi commente sos archeologos o la ianta gattata, boghende a pigiu sa s'ammuntonata schi la guaianta, commente che essere d'una foto de tanto. Tutto su dritto de su porciu, tanto la iant tudato de muntoneddos appiggiados, e sopra de gustoso ne iant pesato un dritto mannu che non si comprende s'impreu e che incaia d'ingurtio fino su uno scanto resto de su muro de su porcio e tutto. A posti de 7 seculos, a gusto giasso l'aian separato per vraicare una crisia, torrendo a bocare a campus a vocazione cultuale de questo luogo. Mentovato già in su 1360 chimbi, su vraico cristiano, cherfido de sos catalano aragonesos, l'aian dedicato a sa santa spagnola Eulalia. Sa cresia l'aian smagnata in su tempus, mundende sa forma suas, mentre su giasso in sutta l'aian impittato come il luogo d'interro. Mera portas andasu in giassus e bieus manca escettis arrastus o edificius sterrutus. Duncas documentarius, videos, commenti gustus aggiurant a si fare un'idea differenti de commenti funta custus itus 2000 annus o prus a oi. Chi se pragiu duncas a questo video, onde por esibiri atrus, depese andai in su giassu de Sarrezza virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Seus lompius duncas a s'accabu de questa puntata puru, e depesu torrai grazie a tutte le persone esentes che santi aggiurau. E stannai a sa regione autonoma de sa Sardegna, s'assessorau a sa cultura, a sa soprintendenza archeologica, poi provincias de Oristanis e de Casteddu. Torrasu grazie a puru a su comunu de Dorgali, torrasu grazie a sa cooperativa Ghivine, ai ghias Giovanna Ruiu e Cinzia Masuri, e a su comunu de Allai, Chisario Spittau, po' biri su ponti a Romano.
Dunque a nosu torraus grazias oppure a vosatros che si castiau e si cumberaus a si torrare a castiai ci raghieni sempre con una puntata nuova de Saianna de su tempus.